poi veniva pestata all'interno, era praticamente quello che si utilizzava, le fibbre. Allora questo serve per cardare, cioè praticamente per disporre tutte le fibre nello stesso verso e per togliere le impurità. Si chiama saspuosa, ci sono dei chiodi che veniva passato in questo senso, il caldatore. Questo è molto consumato, però in genere erano delle fibre. Una volta che veniva caldato si filava, cioè praticamente tramite il fuso i fili venivano tagliati e ritorti col fuso, sì. Una volta ce l'ho anche io. Allora questo è sanaspa, questo dal fuso veniva poi trasferito sanaspa che serviva per fare la matassa. Una volta fatta la matassa si metteva in sughina, che questi sono delle pasticce grandi come quello che abbiamo fuori, per arrivare finalmente al gomitolo. Questo è il lino, si faceva lo stesso procedimento più o meno anche per la lana. Questo serviva per fare le cose bellissime. La base della lavorazione è l'ordito, che è questo. Allora l'ordito, questo attrezzo si chiama sordiolo. Allora, ordiolo. Allora, 20 barattoli, qui sono sistemati 20 gomitoli. Questi 20 gomitoli si infilano uno nel buchetto. Allora si inizia a lavorare dall'alto, si fa un nodo, si legano i fili e si procede. Praticamente qui si fa una croce che si faceva praticamente come si mettono i fili rigidi e si prendono a due, perché questo è essenziale poi per la lavorazione. Ma questo, perché questa fase precede che cosa? Precede quella, è un percorso, quindi precede. Attento che se ti cade Cesare va a finire tutto un casotto che mi è giocato. Anna, non fa niente. Anna, se tu vieni qua perché poi nella dimostrazione io ho fatto. Allora ti stavo spiegando, incominciamo dalla lunghezza. Dalla lunghezza. Allora, vi seguo, è arrivata. Perché quella. Anche voi siete giusti e giusti praticamente. Siamo qua alla croce. Siamo arrivati alla Quindi un secondo. Qui abbiamo fatto vedere tutti i passaggi per realizzare un gomitolo, però l'abbiamo provato con Lina. Quindi siamo arrivati alla fase della realizzazione. Sono legate praticamente quindi a questo è ganzola, già che questo attrezzo ha Anna, la voce. Anna, abbassa un pochino, grazie. Adesso esagerato tutta. Quindi questo è l'ordito. Per fare l'ordito tutti i fili vengono messi adesso in maniera moderna, vengono messi in questi contenitori, chiamiamolo così. Prima, quando anche mia mamma e tua mamma erano piccole, veniva messa una noce in ogni gomitolo o una mandorla e si chiamavano i ragazzini in strada che mettevano le mandorle. È stata troppo bellina questa, quando l'ho saputo mi sono anche commossa. Si mettevano i bambini così con le mani così col gomitolo, stavano tutti fermi così attenti perché quando alla fine c'era la mano. Poi giustamente ci si è evoluti e quindi hanno realizzato proprio questo tipo di lavoro. Questo è sul diolo, si chiama in dialetto, l'ordito, inteso sul dinde, tant'è che ci sono tutti detti grazie a un diolo di una persona che è molto, voi siete che trama. Siete santi, sì. Io non lo so. A lui sì, quindi lui è subito. E perché anche, dicono anche, questa la sapevo, anche diversa in Puasa. Mai sentito? No, non l'avete mai sentita, per fortuna è sparita. Però che ti passino, una maledizione, che sul tuo corpo passino queste. Terribile, vero? Sì, infatti è sparita. Sono sparite loro e anche questa cosa. Però ce l'hanno detto e in effetti è così. Allora, quello che volevo dire è che nella prima fase, quindi mettiamo tutti questi gomitoli, li infiliamo in questa che si chiama saraulo, sodavita, in un ordine ben preciso, come li vedete qui, tutti in ordine entrano qua. Poi, iniziando dall'inizio quello del lavoro, si stabilisce quella che è la lunghezza che ci occorre, la lunghezza che ci occorre. E l'altra cosa importante, lì in alto e qua in basso si fa la croce, questa croce vedete accompagnerà tutto il lavoro fino alla fine e terrà il tessuto ben steso.
La croce si fa con questo gioco così. E si fa io sono quella brava. Ah, dimmi. Ah, no, Questo l'ha fatto tutto lei. Perché la nostra mamma, non so se ve l'ha detto, però la nostra mamma che lavora al telaio, e lei che ti ha insegnato che soprattutto quindi stabiliamo in primo momento la lunghezza e si misurava la lunghezza a canna, la cosa che vi volevo fare marcare anche che le canne, sì, le canne c'erano dappertutto, nella lavorazione, tutta la lavorazione, in tutto il lavoro telaio, le canne erano importantissime. Poi infatti le troverete dappertutto. Una canna erano 3 metri. A 3 metri ogni volta si metteva il segnale, che poi era mia mamma metteva il rossetto, un pochettino di rossetto. Quindi abbiamo ancora dei lavori che hanno sono ancora il rossetto. Comunque, quindi nella prima fase stabiliamo la lunghezza, poi andando avanti e indietro, questi facevano fanno un suono bellissimo. Sempre si stabilisce la larghezza. La larghezza poteva variare da 800 la pesaccia a 1200 le coperte, tappeti, lì ci volevano 1200-1300 kg. Quindi quando si arrivava a questa misurazione si smetteva di lavorare e tutto questo veniva raccolto. È la Satriza. Guardate che ne proprio si partiva dall'alto e si raccoglieva con il filo, tirando ben bene. Io adesso qui non sto tirando, ma come si toglieva si tirava ben bene, perché questo doveva essere sempre perfetto. Satriza. Mariangela, perché mia madre è andata a tirare Satriza. Adesso dobbiamo fare Per disfare devi disfare. quindi la freccia. Complimenti, bravi. Grazie. La treccia ce l'abbiamo nel fondo, la treccia veniva fatta passare qui sotto, vedete qui sotto come arriva su, qua, lì e poi tornava qua. Questo è il sissulu principale, quello che poi ci accompagnerà fino alla fine del lavoro e dove va a finire tutto questo ordito. 4 persone ci volevano per fare questo, sempre tutte molto entusiaste noi da giovani di fare questa cosa qui, non vedevamo l'ora, soprattutto lo dico per lei, mio babbo, che era quello incaricato di girare sissulu. Ma girare sissulu voleva dire anche tenere sempre questa distanza qui, questa doveva essere sempre, perché se usciva un pochino fuori e andava dentro veniva un pochino storto. Quindi l'incombenza più grande era quella di babbo a girare in 4 e noi invece dovevamo fare questo lavoro di allargare praticamente questo ordito e portarlo a misura qui con questa canna. E di nuovo abbiamo sempre le canne, qui abbiamo le canne, queste si mettevano qua dentro e poi si girava e davano il lavoro più compatto e aiutavano anche a tenerlo fermo. Una volta che tutto questo ordito veniva su in questi sulu, proprio salito tutto, questa era tutta la fase più facile. Scusa Mariangela, tutto quello, tutto sino alla fine, qui arrivava alla fine, arrivava quella treccia. quindi tu al telaio te la Al telaio è questo, infatti questo, quello abbiamo scritto lì, me lo leggi, infatti ce lo facciamo. Manuela, scusa. Il subi è una componente del telaio da tessitura. Normalmente i subi in un telaio sono 2, quello posteriore nella quale vengono avvolti i fili dell'ordito, sadrizza, e quello anteriore che raccoglie il tessuto realizzato. C'è anche il detto per il tessuto realizzato, ve lo dico, perché le donne quando ci dovevano sgridare ci dicevano che dovevamo, la traduzione la fa lei sua moglie, glielo dico, dovevamo sezzi sugulu e trenare sessulu. Ma la traduzione la fa lei, glielo dice in seguito. E quindi quando si dovevano spronare a fare qualcosa ce lo dicevano così proprio. Poi l'altra fase, tutto questo era facile, la fase più complicata del lavoro poi era questa.
Questi sono i pettini, e questi sono i pettini e questi sono sollito questa scannasa. Qui ogni filo veniva inserito in uno di questi litoso. Grazie. Quelli sono residui dell'incendio lì, te lo dico. Ma che cos'è caldo? Sì, i caldi che sono bruciati dall'incendio. Bello. Bello, però ci ricorda molto. Ti ricordi? Allora, ogni filo veniva inserito in questa tasolina, uno per ogni litro. Qui uno, qua invece a due si inserivano. La cosa bella che secondo me del tipo di lavoro all'Ittos nostro, di Puglia e degli altri paesi, comunque non è che era solo nostro, è che il disegno che si doveva creare veniva elaborato in questa fase, inserendo questi fili o in questa canna o in questa, secondo uno schema ben stabilito e prestabilito, che è chiarissimo, vero? Sì. Chiaro? Questo è di Guardate tua che questo è mamma? quello più semplice. No, sai questo di chi era? No. Questo era della nonna di Rosetta Perria, che è quella signora che insegnò mia mamma. Infatti Rosetta Perria, quando ha saputo che stavamo facendo questo museo, ci ha voluto portare quelli che erano gli Che schemi. meraviglia. Però sì, adesso ve lo dico, queste sono le canne e qui come si prendevano i fili. Qui ce ne mette 1, 2, 3. Poi si saliva qua 1, 2, 3 alla seconda canna, poi di nuovo alla prima 1. Tutto questo realizzava... Altro che intelligenza artificiale. Altro che intelligenza artificiale, infatti. Cioè, su un mondo di intelligenza vera e propria. E quindi in base a come si... Infatti poi le lavorazioni si chiamavano in base a in base al battolito, del ghimbelito, mi sono dimenticata, grazie, ma si poteva arrivare a 17 litros, 17 canne, che erano i lavori più elaborati. Erano rose, erano vasetti, erano lavori elaboratissimi, dicono che sono la fase centrale in questo modo e quella laterale diversa. Tipo, se vi girate un attimino quel tappeto rosso lo vedete come diverso, lo vedete? Sì, in modo, in mezzo c'è il quadrato, è diverso. Allora, anche fare sospettere non è stata una cosa facile, perché tutte queste canne, e ritorniamo sempre alle canne, venivano fatte a schegge così sottili, belle, rettangolari, tutte della stessa misura possibilmente, e inserite così e legate sempre con questo cordoncino su altre canne. Anche ben lavorate dovevano essere, se no si rovinava Anche il ben filo. lavorate, altrimenti infatti dovevano essere lisce e belle, perché altrimenti il filo si incastrava e venivano si rompeva, spezzava. Se ci fosse E stato... così abbiamo capito perché avevamo fatto una manifestazione ad agosto in seminario, il signore non è andato via perché non ne abbiamo venduto uno di questi. Allora, che un signore del continente, mi è rimasto sempre questa cosa, ma cosa se ne farà di questi cugini? Dice che è rientrato a casa tutto contento, che era riuscito a comprare. Mia sorella ha detto, ascolti, vabbè glielo vendo, ma io non so neanche quanto vedo perché, non si è mai venduto un pezzo. Vabbè, questo per dire che È abbastanza libero. dopodiché questo che abbiamo, quindi abbiamo trattato il litto, ho messo tutti i fili nei litti, poi tutti i fili passati nel pettine, così in questo modo viene portato sul telaio. Quindi questo è quello che andrà dietro, si suda, come ha detto poco fa Manuela. Poi queste sono le canne che vedete lì e che vanno legate lì sotto. Allora, a spieganzola se si chiamano, perché sono in contemporanea, si alzano queste canne e si alza la spieganzola corrispondente sotto. Alzando e abbassando queste canne si realizzano questi disegni. È oltre la mia possibilità. No, guarda, ascolta, non si scoraggi, è giusto così, è normalissimo così. Allora, noi che ci siamo vissute in mezzo da piccoline, e che all'inizio l'abbiamo fatto con mamma questo lavoro proprio. Ciao, grazie. Ciao, Niva. Poi invece da grandi abbiamo capito che lavoro faceva nostra mamma, lei si è appassionata tanto, lo sta continuando a fare, però giustamente questo lavoro l'abbiamo riportato a luce. Cioè oggi che cosa ci piace? Per esempio, questi erano i tovaglioli tovagliati che si facevano, non li ho mai usati questi tovaglioli, perché noi adesso ci usiamo lo scotto. No? Sì. Allora, che cosa facciamo con questi tovaglioli? Perché questi comunque c'è un lavoro sibillino, cioè immaginate ogni riga quanti colpi di telaio.
Quindi per esempio abbiamo fatto i cuscini, quindi per esempio abbiamo fatto i portabuste che in cucina ci accorgono perché ci filiamo le buste dentro e poi le ritiriamo da giù. Tutti quelli sono tutti cuscini, quelli che vedete, tranne quello in alto che invece erano interi che si facevano per i materassi. E con quelli ho provato anche a fare i cuscini. Proprio in tema di riciclo, sempre in tema di riciclo, questi sono i cappetti che mi piacciono. Allora, sono belli, però sono belli perché anzitutto hanno fronte retro, quindi se si sporcano, non ci sporcano, noi lo giriamo, una volta in meno, che per noi donne questo è. E poi soprattutto il riciclo, perché sono fatti con stracci, quindi con tovaglie. Si chiama tappeto e strazzo, anche le coppe facevano. E soprattutto cotone, filanti naturali. E anche questi ne abbiamo fatto tanti. Cioè vanno a ruba perché in effetti è un prodotto, è una cosa che se si va a cercare non si trova, soprattutto perché poi è anche bello vedere sì. sulla delle foto diversi colori. Ci hanno chiesto però di fare anche colori più scuri, però questi sono i colori di magari lenzuola che non ci piacevano più perché erano celesti, magari una parte era consumata, quindi quella nuova, quindi insomma comunque bellissimo e anche i cuscini con quella, come abbiamo fatto anche con la tela dei materassi, ci fare materassi. Si apre, l'ho fatto con alcuni con i bottoni, altri ho fatto con le chiusure per le maniche, quindi sempre in tema di riciclo di cose che ci piacciono oggi, che sono con fibre soprattutto naturali. Andiamo, amore, abbiamo Ecco, una sola. Va bene, andiamo.